Si è fermata a 124 cm in mare e non ha raggiunto i 130 come da previsione la punta di marea registrata a Venezia, rimasta all'asciutto grazie al Mose che si è sollevato per la quarta volta in situazione di emergenza. Particolarità questa volta è stato il sollevamento parziale delle dighe nelle bocche di porto di Malamocco, formata da 19 paratoie. Sono state sollevate le due schiere laterali e lasciato libero un varco centrale. Malamocco è stata alzata per ultima per consentire prima il passaggio di alcune imbarcazioni. Speriamo di passare questa ondata di maltempo, tra virgolette, dal punto di vista dell'acqua alta indenni. Speriamo che il Mose faccia il suo dovere. Nel frattempo, appunto, vanno avanti tutte le sperimentazioni e va avanti la nostra richiesta al governo perché la città sia coinvolta nelle scelte che riguardano il Mose, la laguna e il porto. È evidente che quando si parla di Mose si parla poi di alcuni temi legati a chi fa la manutenzione, chi preme il pulsante, chi decide le previsioni, la soglia sopra la quale si deve aprire o chiudere il Mose, come si concilia col porto. Oggi il Comune di Venezia non è al centro di questo dibattito, forse non ne sta parlando neanche nessuno come dovrebbe a Roma. Noi crediamo che il Comune debba essere coinvolto in queste scelte strategiche. Per giovedì è prevista una punta di 110 cm alle 11:15, ma l'attenzione sarà massima per un picco di marea sostenuta previsto nella notte tra venerdì e sabato, in cui il Mose potrebbe entrare in funzione per la quinta volta. Tutta la protezione civile, il centro maree è ovviamente operativo, allertato in Smart Control Room e al centro maree. Siamo prontissimi a informare la cittadinanza di qualsiasi cambiamento.